minuti su FIBA Veneto TV torna la finale Under 20, torna il grande volley a Rovigo per questa finale tra Volley Treviso e Chioene Padova, che mette in palio il titolo regionale e il pass per la partecipazione alle finali nazionali di categoria che si giocheranno a Salerno alla fine del mese di maggio e ai primi giorni del mese di giugno. Grande spettacolo a Ceneselli. A tra poco per le parole dei protagonisti nel post partita. Oppure se vedi il campo è un buon messo. Ragazzi, andiamo, La prima palla bravo che l'hai giocata. Se te la fai corta, va bene in zona 3, bene, andiamo via questo qua. Perché loro sapete che il posto sicuro loro non ce l'hanno da solo da lì. Ok, quindi fate attenzione a quei turni, vi concentrate bene, prendete il bersaglio che sappiamo qual è.
che dopo aver vinto il set così era facile, dobbiamo giocare. Vai, ok, primo tempo col posto 4 e non doppio di muro in posto. Massimo lasciamo andare la seconda linea. Prova a giocarla in mezzo campo. Mattia Bottolo, un titolo regionale che torna a Padova, 17 punti personali, una grande partita, un grande tifo. Sì, siamo molto contenti, diciamo che è stata più difficile del previsto di quanto ci aspettavamo, però sappiamo che Treviso non molla mai, diciamo che è una vendetta per la finale regionale dell'anno scorso. Ora niente, l'importante era andare alle finali nazionali e ci siamo andati. Quindi un bel fine settimana, anzi una bella settimana a Salerno, tutti assieme. Sì, dai. Oh, com'è che cantavate prima, scusa, tutti assieme? Siamo noi, i campioni regionali, siamo noi. Michele Zanilla, solita grande battaglia tecnica ma anche di nervi. Soprattutto di nervi. Sapevamo che oggi sarebbe stata una gara molto complicata per noi. La stagione lo è stata per certi versi, siamo arrivati qui sapendo che lo scoglio era molto difficile da superare, però devo dire che siamo stati in campo bene, con alcune delle nostre pecche che spesso abbiamo messo in luce, ma abbiamo messo il cuore e alla fine Padova giustamente ha vinto la gara. Siamo una squadra giovane, io credo che possiamo dire molto nel futuro e anche quest'anno con l'Under 18. Passando per la